Tina Modotti nasce a Udine il 17 agosto del 1896 in via Pracchiuso. Oggi sulla facciata della sua casa c'è un'opera di Franco del Zotto e una poesia di Pablo Neruda. La famiglia di Tina è di umili origini. Il padre Giuseppe è meccanico, la madre Assunta cucitrice ed è composta da altri 5 figli. Dopo alcuni anni trascorsi in Austria, seguendo il padre per motivi di lavoro, la famiglia ritorna a Udine, dove Tina, terminati gli studi di scuola elementare, inizierà giovanissima a lavorare in una setteria. Nel frattempo frequenta lo studio dello zio, Pietro Modotti, affermato e rinomato fotografo nella sua città. Intanto il padre è emigrato negli Stati Uniti, a San Francisco, insieme alla sorella maggiore di Tina, Mercedes. A soli 16 anni, Tina affronterà un lungo e avventuroso viaggio per raggiungerli. Partendo il 24 giugno 1913 dal porto di Genova per arrivare a New York, dove da lì, prendendo il treno della Union Pacific, li raggiungerà. Inizia a lavorare in una grande sartoria nel centro della città e recita in alcune compagnie teatrali nel quartiere italiano, con ottimi risultati. Da lì viene notata ed intraprenderà una carriera cinematografica a Hollywood, che abbandonerà in seguito per sua scelta. Conosce l'artista Roubaud de la Brie-Richaud, chiamato Roubaud, pittore e poeta originario del Quebec, con il quale si sposa e va a vivere a Los Angeles. Nel giro delle loro amicizie conosce il già famoso fotografo americano Edward Weston, con il quale, dopo l'avvenuta morte di Roubaud per aver contratto il vaiolo in Messico, intraprenderà una relazione sentimentale e un lungo viaggio in terra messicana pochi anni dopo la rivoluzione. Inizia così il vero percorso di Tina come fotografa, documentando la realtà che la circonda con estrema sensibilità e umanità, politica e sociale. Tina rimarrà sempre grata a Edward Weston, ma la loro relazione termina quando quest'ultimo decide di ritornare negli Stati Uniti e ricongiungersi alla moglie e ai suoi 3 figli. Tina si iscrive al Partito Comunista Messicano e si lega sentimentalmente a Xavier Guerrero. Lavora per i giornali El Machete e Mexican Folkway, ai quali manda articoli e fotografie. Inizia così il suo impegno politico, che la porterà a lasciare definitivamente il mondo artistico. Incontra il rifugiato cubano Juan Antonio Mella, fondatore del Partito Comunista Cubano, del quale Tina si innamora e che partecipa attivamente alla vita politica del popolo messicano. La sera del 10 gennaio 1929, mentre passeggia al fianco di Tina, Mella viene assassinato da 2 sicari che gli sparano alla schiena. Dopo l'omicidio, Tina verrà addirittura coinvolta in una campagna scandalistica contro di lei, che ipotizza una storia conclusasi tragicamente per motivi passionali, accusandola di esserne coinvolta. I sospetti del vero mandante dell'assassinio ricadono sulla figura del dittatore cubano Gerardo Machado. Quando il Partito Comunista Messicano viene messo fuori legge, seguono diverse espulsioni di stranieri indesiderati, tra i quali Tina, che il 24 febbraio del 1930 si imbarcherà su una nave olandese in direzione dell'Europa. Durante il viaggio incontra Vittorio Vidali, già conosciuto in Messico e giunto in questo paese su incarico del Comintern di Mosca. Da qui in poi la vita di Tina prende una svolta definitiva. Seguirà Vidali a Mosca, poi nella guerra civile in Spagna e si impegnerà con fervore nel Soccorso Rosso Internazionale. Segnalata e ricercata dalla polizia italiana per attività antifascista,
Tina decide di rientrare in Messico sotto il falso nome di Carmen Ruiz. Il 20 agosto 1940 viene assassinato Lev Trotsky, rifugiatosi in Messico per motivi politici, e Vidali viene sospettato di esserne coinvolto nell'assassinio. Intanto Tina continua a vivere con lui. Passa il suo ultimo capodanno del 1941 in casa del poeta e amico Pablo Neruda, console cileno in Messico. La notte del 5 gennaio 1942, rincasando dopo aver trascorso la serata dall'architetto Hannes Meyer, Tina muore completamente sola in un taxi, probabilmente a causa di un attacco cardiaco. Vidali scrive a Toffoletti: ho incaricato Guttuso che ci dia una mano e che faccia la copertina. E questo è il primo libro dove si racconta la storia di lei e ci sono 36 immagini. Queste sono le prime, questa è di Weston, le prime 36 immagini. Questi sono i murales di Orozco, di Siqueiros. Questo è un disegno di Diego Rivera, di Tina. Questo è sempre di Rivera, dove lui illustra la rivoluzione di dare le armi al popolo. Questa è Tina, questa è Meglia, poi qua non si vede ma c'è Frida Kahlo. Questi sono i reduci di Spagna, Vidali. E questa è la sua tomba al Panteón des Dolores di Città del Messico. Riposa dolcemente, sorella, la nuova rosa è tua, la nuova terra è tua. Ti sei messa una nuova veste di semente profonda e il tuo soave silenzio si colma di radici. Non dormirai invano, sorella. Le donne di Tehuantepec che portavano nelle zucche acqua, cibo e quant'altro e le decoravano in questo meraviglioso modo. E poi aveva un occhio particolare per i bambini. E soprattutto questi sono i bambini della colonia della Bolsa, orfani, la maternità. Questa è bellissima, una scultura. Le mani della lavandaia, i giovani che leggono El Machete, che era il giornale dei comunisti messicani. Un giovane che legge Il Machete sempre, dove lei collaborava con testi e immagini. Toffoletti, che era un fotografo, è figlio di fotografi, dice: senti, alla fine di questa riunione, dice: la prossima volta porta qualche foto, sarei curioso di vedere, no? Queste foto. E Vidali la volta successiva gliele ha portate. Toffoletti ha capito che era una cosa molto bella e gli ha chiesto di poter fare una mostra. E Vidali gli ha detto di sì. E da lì è partita la cosa. E che poi è stata fatta il mese di marzo, è durata una settimana in Sala Iace a Udine sotto il municipio,
nel 1973. La prima mostra in assoluto dopo la morte di Tina. E però è stata fatta, è stata inaugurata, è venuto Raffaele Alberti a inaugurarla. C'era un paese un matriarcato, un paese di donne che facevano tutto, erano indipendenti e queste foto sono state fatte in questa località. Le donne al fiume, questa è una casa, che lavano i panni coi bambini, però erano indipendenti dai maschi. Ecco, questo è il primo catalogo in assoluto dopo la sua morte. Lei intanto si è mantenuta col suo lavoro, era una donna libera, nessuno l'ha mai mantenuta perché lei si è sempre guadagnata il pane, sin da piccola. È libera di pensiero, in tutti i sensi. No? Ha sempre avuto una vita trasparente, secondo me. Ha avuto più uomini, certo. Era una femminista ante litteram, era una fotografa. Se tu pensi che Dorothea Lange, che ha fatto il servizio per l'amministrazione statunitense sulla Grande Depressione, 10 anni dopo gli americani hanno dato a questi loro fotografi l'incarico di verificare com'era la situazione nelle campagne, e Tina quel tipo di fotografia lì l'aveva già fatto 10 anni prima. Nel 2011 a New Delhi si è inaugurata una mostra di 50, poco più di 50 fotografie di Tina che sono state fatte in Messico, perché un esule indiano che si chiamava Panduran Kankoje, era uno scienziato, un genetista, ed era rifugiato in Messico perché per questioni politiche. Ha visto che la gente aveva fame e si nutriva soprattutto di mais e le pannocchie di mais avevano pochi grani, e lui ha fatto uno studio su questa pianta ed è riuscito a farla produrre in maniera che conosciamo oggi. Ha fondato una scuola di agricoltura e non solo. La figlia, che fa la pediatra a New Delhi, un giorno decide, nel 2010, decide di ristrutturare un pezzo di casa, insomma fare dei lavori in casa. E in soffitta c'era un baule con cose di suo padre e lì va a vedere e scopre più di 50 foto fatte da Tina. Fa una mostra, poi finita la mostra prende tutte le foto e le porta all'INAH, Istituto di Antropologia Culturale di Città del Messico, dove sono depositate, sono lì, le ha donate al popolo messicano perché è un istituto statale, pubblico, quello lì. E da lì, anche a Tolmezzo, noi abbiamo chiesto all'INAH di poter, che ci mandassero le copie e di poterle esporre per conoscenza, per completare la mostra stessa tutta. E tutti si sono accontentati di molto poco, però abbiamo lavorato tutti in buona armonia e abbiamo fatto questa mostra che, a detta di qualcuno, era una mostra che poteva star bene in una grande città, era allestita bene, sempre con l'aiuto di Adriana Stroili.
ed è stata fatta e ha avuto un buon successo, perché in piccola cittadina di montagna ha avuto 3.300 visitatori, non è poco. È arrivata una signora che io non conosco e che mi piacerebbe conoscerla anche per ringraziarla di persona, che è originaria di Carnica, non so se di Tolmezzo o di dove, che ha visto la mostra e ne ha parlato in comune a Milano. Io già ti conoscevo, Tina Modotti, il tuo prezioso nome, la tua grazia, l'esile, dolcissima presenza. Molto prima di vederti, di incontrarti, in una notte di guerra o al mattino nel sole madrileno, in quei giorni che vedevano insorgere il quinto reggimento, germoglio di un'immensa spiga che s'apriva sui campi di battaglia. Ti ho visto appena, ma fu abbastanza per ricordarti e capire ciò che eri, l'umano fervore delle tue fotografie, volti malinconici del Messico, paesaggi, quell'amore negli occhi che fissavano ogni cosa. Tu sei viva fra tutti noi. Non è giusto pensarti estranea a qualsiasi terra. La tua terra è nell'aria che ci dona la fortunosa luce del tuo esempio. È vero, non sei morta. Tu non dormi perché hai colto il fine che speravi. Dammi la mano, sorella, camminiamo insieme. Oggi tu stai parlando qui. Vieni, ascoltiamo. Oh